Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Udine perché dopo oltre 20 anni di abbandono l'area dell'ex Dormice si prepara ad essere restituita alla città. È stato infatti presentato questa mattina il progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro finanziato dal gruppo Danieli che porterà alla creazione di un'area che si chiamerà Corte di Porta Villalta e oltre ad ospitare la Academy ospiterà anche spazi pubblici dedicati a eventi e ristorazione. I primi studenti del MIZ dovrebbero entrare nella struttura entro l'inizio dell'anno scolastico 2024. Ce ne parlano il sindaco di Udine Pietro Fontanini e l'architetto Marco Zito che ha curato il progetto. Un grande progetto di recupero, io ringrazio veramente l'industria Danieli che ci fanno questo regalo alla città, perché si tratta di recuperare un immobile che da più di 20 anni è abbandonato dopo l'incendio, era la vecchia fabbrica della Dormis, diventerà invece la scuola del MIZ, questa scuola post diploma importantissima per formare giovani che possono poi entrare nell'industria della nostra regione. Quindi veramente un ottimo progetto fatto dall'architetto Zito di Venezia che ha progettato un recupero interessantissimo rifacendo in pratica le strutture in forma moderna però ispirandosi a quella che è l'architettura industriale dei primi anni del Novecento. Quindi recuperiamo una pagina della città, un luogo della città che sarà scuola ma sarà anche spazi per i giovani, sarà spazio anche per la ristorazione, spazi per incontri in un'area che è vocata proprio per gli studi perché lì siamo alle porte del centro studi della città di Udine che raccoglie ogni anno più di 15.000 ragazzi che vengono a studiare. Architetto Zito, avete indagato il passato, il presente e avete immaginato il futuro per l'ex Dormish? Sì, abbiamo fatto un percorso complesso perché abbiamo scavato il più possibile nel passato con la documentazione che abbiamo trovato e questo ci ha permesso di immaginare e poi rendere pratici alcuni principi e suggerimenti che ci sono arrivati da quella che a nostro avviso è la vera e oggettiva memoria storica dell'area. Quindi la modularità dell'edificio produttivo viene utilizzata a 360 gradi all'interno del progetto in termini tecnologici ma anche in termini di capacità di gestire un programma funzionale complesso come quello di una scuola. Quale spirito vi ha animato per reinventare questo spazio e restituirlo alla città? Ma allora è uno spirito ottimista perché stiamo lavorando su una scuola, nella nostra esperienza abbiamo fatto più scuole e questa ci sembrava un'occasione interessante perché è una scuola che riesce a rigenerare una parte della città. È una scuola che si connette alla cittadella del centro studi, del Malignani, per cui la posizione strategica dell'area ai bordi liminare della quinta cinta muraria ci sembrava un'area assolutamente stimolante, capace di mettere insieme più funzioni, un pubblico molto vasto, c'è una parte appunto del progetto che è dedicato al pubblico assolutamente permeabile, per cui la commistione anche di funzioni tra scuola e uso pubblico degli spazi ci sembrava un'occasione molto interessante. Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha visitato questa mattina uffici e laboratori dell'OGS di Trieste e a margine della visita, in un incontro con la stampa, ha fatto il punto sulle misure in atto per contrastare l'emergenza siccità, anticipando che non è previsto alcun razionamento su scala nazionale. Direttore, oggi il tema è quello della siccità, quando verrà attivato lo stato di crisi e quali saranno i contenuti di questo stato di crisi? Intanto stiamo lavorando con le regioni e le amministrazioni centrali per definire poi i requisiti per l'eventuale dichiarazione di stato di emergenza. Qua il tema non è l'attivazione dello stato di emergenza ma sono le misure che si possono prendere in queste situazioni. Le misure di protezione civile ovviamente possono dare qualche puntuale risposta, come sappiamo il tema della siccità o della crisi idrica è un tema strutturale, quindi si sta lavorando sull'analisi delle puntuali risposte eventualmente da dare e su qualche cosa di più strutturale che ovviamente va al di là del sistema di protezione civile. Io l'invito che faccio è
Adesso non focalizziamo su quando è lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza è un atto tecnico burocratico, qua il problema sono le misure, non è lo stato di emergenza. Quindi in questo senso la garanzia è che stiamo lavorando con le regioni in primo luogo, con i distretti territoriali, con le associazioni che hanno competenza nella distribuzione dell'acqua per definire i criteri. Dopodiché lo stato di emergenza è un atto del governo, si farà quando avremo, come dire, le idee chiare sulle misure. Si parla anche del razionamento dell'acqua in alcune regioni, è un'ipotesi reale? Ma è un'ipotesi reale, nel senso che in alcune regioni, in alcuni bacini, in alcuni acquedotti l'acqua non è garantita, come dire, tutto il giorno, quindi già si sta facendo. Anche questo è un tema da affrontare bacino per bacino. Non c'è un razionamento dell'acqua come se fosse un qualche cosa che può essere distribuito da altre parti. In alcune parti c'è e quindi non si fa razionamento, in altri bacini c'è sofferenza e si fa razionamento, ma questo lo stabilisce poi la situazione reale sul territorio. E ha parlato della situazione anche il presidente della Regione Federica, dicendo che se andrà avanti così sarà stato di emergenza. Esauriti i benefici delle piogge cadute e tornato il gran caldo, il Friuli Venezia Giulia attende nuove precipitazioni per superare la condizione di grave siccità in cui versa il territorio. Come regioni abbiamo parlato con il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio e penso che fra qualche giorno o settimana verrà proclamato lo stato di emergenza se la situazione continua in questo modo. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che si è detto molto preoccupato: penso che non abbiamo mai visto una situazione del genere in Friuli Venezia Giulia. Il governatore ha auspicato che vengano superate le condizioni che l'hanno portato ad emettere un'ordinanza ad hoc. Ha fatto sapere che al momento non è prevista la chiusura delle fontane nelle località balneari e ha parlato poi dei pozzi artesiani. Se continua così, a inizio autunno rischiamo che non esistano più. Servono l'acqua potabile a molte utenze. Con questa ordinanza vogliamo tutelarli. Intanto si sono riuniti i tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per fare il punto della situazione. Abbiamo deciso che era necessario, vedendo anche le previsioni che davano temperature molto elevate nei prossimi giorni, riavviare il servizio irriguo nel comprensore consortile nelle zone in cui effettivamente era stato sospeso grazie alle precipitazioni dei giorni scorsi. Permangono delle limitazioni nell'emungimento della falda nelle zone in cui la stessa è piuttosto bassa. Rimane la necessità di integrare la portata del tagliamento tramite il serbatoio dell'Ambiesto da parte di A2A. Ovviamente queste valutazioni saranno oggetto di aggiornamento continuo anche in base alle evoluzioni meteo. Possono verificarsi delle precipitazioni nei prossimi giorni, nel caso in cui si verificassero adotteremo le misure conseguenti. E il gran caldo di oggi porterà alla formazione di temporali con forte vento e grandinate. Sentiamo il nostro previsore Antonino Renda. Ecco la nostra penisola, questa è la nostra regione, quassù a nord-est, e questa bolla di aria calda, letteralmente bollente, dall'Africa, dal Nord Africa, ci interessa portandoci queste anomalie con questo rosso fin verso i 9-10 gradi. Dunque temperature di 9-10 gradi al di sopra dei valori tipici per il periodo, valori che sono già di per sé stessi molto più alti di quelli che registravamo fino a 20-30 anni fa nello stesso periodo dell'anno, quindi veramente un caldo molto molto fastidioso, temperature massime che raggiungeranno diffusamente in pianure 34-35 gradi, con picchi anche superiori, ma sarà proprio tra il tardo pomeriggio e la sera che cominceranno a formarsi dei temporali su Alpi e Prealpi. Questi temporali possono essere piuttosto dannosi, nel senso che tutta l'energia accumulata con questo caldo e la nostra orografia, quando giunge uno spiffero di aria più fresca atlantica in quota, può portare alla formazione di temporali molto molto forti su queste zone, quindi accompagnati anche da forti raffiche di vento e da locali grandinate. E ora la pagina Covid con il numero dei nuovi positivi giornalieri che torna a sfondare quota 2000, in particolare 2044 gli ultimi nuovi casi rilevati a fronte di quasi 10.000 test eseguiti. Per quanto riguarda le persone ricoverate negli ospedali della regione, sono nelle aree mediche 159, 8 nelle terapie intensive, non si è registrato oggi alcun decesso. L'incidenza sui 7 giorni per 100.000
abitanti schizza oltre quota 700 e ieri ha iniziato i lavori la task force regionale anti-Covid che è incaricata di analizzare la situazione negli ospedali e di far coesistere attività ordinaria e attività d'emergenza. Primo giorno sul campo della nuova task force regionale anti-Covid, il cui obiettivo sarà capire come far coesistere negli ospedali la gestione dei pazienti Covid e lo smaltimento delle liste d'attesa. Una situazione in cui l'emergenza diventa gestione ordinaria, verso cui stanno guardando tutte le regioni e il governo centrale. In questo momento contiamo il 20% delle persone ricoverate nei nostri ospedali che effettivamente sta in ospedale per ragioni legate alla pandemia. L'80% riguarda altri tipi di patologie che presentandosi in ospedale, facendo il tampone come la procedura prevede, essendo asintomatici, vengono in qualche modo riscontrati al Covid. Quindi chiaro che sono due flussi importanti, questi due flussi se continueranno ad essere gestiti in questo modo continueranno a appesantire l'organizzazione del sistema sanitario con una ricaduta negativa nel sistema della capacità di recupero delle attese. Le regioni spingono per una soluzione di alleggerimento di questo genere, vedremo se prendere delle decisioni noi o cercare di capire, perché abbiamo anche notizia nei confronti con le prevenzioni del Ministero della Salute che sia lo stesso Ministero della Salute che voglia prendere una decisione che riguarda tutti. Io credo che questa sia la soluzione migliore, però quella soluzione migliore deve arrivare il prima possibile. Impegno per definire il nuovo contratto aziendale di Fincantieri entro la fine dell'anno e un riconoscimento economico una tantum di 350 euro lordi uguali per tutti erogati nel mese di settembre. Risultato importante in discontinuità con il recente passato, come sostengono le segreterie nazionali di FIM, FIOM e WILM, di una ipotesi di accordo siglata da Un'Industria a Roma tra Fincantieri e i sindacati stessi. Si tratta del primo rapporto tra il versante sindacale e la nuova amministrazione del gruppo guidata dalla di Pierroberto Folgero. La trattativa per il rinnovo del contratto aziendale comincerà invece il prossimo 27 luglio. Parliamo di Electrolux con i dati presentati dalla multinazionale svedese ai sindacati e più di 600 assunzioni in Italia negli ultimi 15 mesi. Sono 600 le persone che Electrolux ha assunto a tempo indeterminato in Italia negli ultimi 15 mesi. Inoltre la multinazionale svedese ha previsto investimenti di oltre 70 milioni di euro nel 2022, quasi la metà a Porcia. La comunicazione è arrivata ai sindacati ed RSU durante un recente incontro di aggiornamento tra le parti. A un anno dalla firma del nuovo contratto integrativo aziendale, Electrolux ha condiviso informazioni e dati nonostante il periodo storico particolarmente carico di sfide, in primis a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, con tutte le conseguenze del caso, in particolare il fermo produttivo e la conseguente cassa integrazione per mancanza di componenti. I sindacati comunque tengono alta la guardia sulla stabilizzazione dei precari per i quali non sono arrivate certezze, con i contratti in scadenza a fine giugno, più di 100 solo nello stabilimento friulano. Electrolux intanto punta forte sulla sostenibilità che i rappresentanti del gruppo hanno illustrato attraverso roadmap e obiettivi, alcuni dei quali già raggiunti, tra questi il calo di quasi il 70% di CO2 emessa per unità prodotta nelle fabbriche italiane rispetto al 2015, la diminuzione di oltre il 60% del consumo di acqua per unità prodotta e il recupero del 97% dei rifiuti prodotti nei siti e negli uffici che non vengono quindi conferiti in discarica. Ci fermiamo qui, tra poco a voi la linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.